per me è un onore essere qui. Mi veniva una battuta mentre stavo arrivando qui, che pensavo, quando mi è arrivato l'invito, mi hanno chiesto di venire in quanto studente illustre e forse bisognerebbe farsi delle domande, quindi, perché se insomma la scienza politica ha prodotto me, c'è qualcosa che non va, no? Chiaramente scherzo, ma... Scherza parlando dall'Aula Magna del Bo, la più prestigiosa e solenne della seconda, più antica università del mondo, con quella reverenza che rimane negli studenti anche dopo tanti anni trascorsi dalla laurea. Il presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana, apre con il suo discorso le celebrazioni per i 100 anni della Facoltà di Scienze Politiche a Padova. Il presidente della Camera ricorda il suo periodo universitario da studente lavoratore, auspica che le università aiutino anche gli studenti lavoratori di oggi. Se è possibile, cerchiamo di aiutare quegli studenti che hanno veramente la voglia di imparare e che si sacrificano e magari, non avendo anche le possibilità economiche, lavorano e studiano, perché quello io penso che sia veramente la cifra dell'amore per lo studio. Perché purtroppo non tutti hanno la possibilità di frequentare, non tutti hanno la possibilità di venire, talvolta ci sono anche alcuni che hanno la possibilità di frequentare e non la sfruttano, e invece ce ne sono tanti che magari stanno a casa che vorrebbero studiare ma fanno fatica perché è difficile. Nel 2022 Padova ha celebrato gli 800 anni dalla fondazione dell'Ateneo. Scienze Politiche, con i suoi 100 anni, è un giovane dipartimento vocato alla contemporaneità, come ha spiegato la rettrice Daniela Mappelli. Avere un'università all'interno di una città per il territorio produce sempre moltissimo, non solo dibattito, ma c'è uno spirito critico, c'è il libero pensiero. Poi io lo dico sempre, ricordiamoci che siamo in un'università il cui motto è Patavina Libertas, per cui la libertà anche di espressione. Scienze Politiche è sempre stato un dipartimento che ha vissuto al suo interno la storia del nostro paese e i suoi sconvolgimenti politici, gli anni della dittatura fascista prima e quelli della contestazione e degli anni di piombo hanno segnato la storia di questa facoltà. La facoltà resta tra le più scelte e in grado di offrire opportunità, raccogliendo la grande eredità del passato. Tra gli ospiti della tavola rotonda anche l'ex ministro e attuale presidente del CNEL Renato Brunetta, anche lui in passato docente di scienze politiche e alunno.